guida i campionati siamo con mister Paolo Fedato, tecnico dell'Under. Allora mister, oggi vinto 1-0 ma tanta fatica. Sì, per assurdo oggi nella peggior partita delle tre abbiamo portato a casa i 3 punti, abbiamo trovato una squadra organizzata, forse la migliore delle tre che abbiamo incontrato fino adesso. Ma noi, come dicevo, appunto nella peggior partita abbiamo portato a casa i 3 punti e che sono importanti per poter magari lavorare con un po' di più tranquillità perché c'è molto molto da lavorare. E niente, siamo contenti dei 3 punti, insomma. Durante tutto il primo tempo avete sofferto, siamo solo alla terza giornata, ok. Poi magari il primo quarto d'ora, 20 minuti della ripresa meglio e poi continua sofferenza anche nel finale. È venuta fuori una bella squadra la Piovese nel secondo tempo che vi ha messo sotto, però non è riuscita a pareggiare. Sì, no, infatti loro avevano un buon possesso palla, soprattutto nella tre quarti, erano ben organizzati. Poi forse in fase di finalizzazione gli mancava qualcosa. Noi quando troviamo squadre così dobbiamo essere bravi a ripartire e a far male. Abbiamo avuto la possibilità più di una volta, però siamo mancati un po' di cattiveria in zona gol. Purtroppo quando tieni le partite aperte può succedere di tutto, è chiaro che anche il fattore morale incide molto e quindi devi recuperare la partita e ci metti quel qualcosa in più, insomma, e per questo credo che la sofferenza sia giusta, insomma. Il nostro portiere ha respinto due azioni pericolosissime che potevano portare al pareggio della Piovese, è stato molto bravo in quelle occasioni. Sì, Seffa è la prima partita che fa con noi e è stato sicuramente un impatto positivo, si è subito inserito. È un 97 con una buona personalità e che è fattore importante insomma, per un portiere e ha fatto la sua buona partita insomma, come anche tutti gli altri. Ringraziamo mister Fedato e buon campionato. Grazie e arrivederci.